Ciao a tutti piederoli, eccoci qui a fare una bella partita di 2 contro 2 di Battle.net. È una partita molto bella a mio parere, dal momento che comunque erano 3 giocatori che giocavano insieme a me abbastanza esperti, infatti non ci saranno molti punti morti, anzi subito dall'inizio si comincerà ad andare sul sodo, per cui andiamo subito con il replay. Giusto, io controllo i non morti, il mio alleato controlla gli orchi. Aspettate che tolgo la neve di guerra. Il nostro avversario controlla gli umani e l'altro nostro avversario controlla gli elfi. Praticamente ci sono tutte le razze in buona sostanza, in buoni soldoni. Allora, io faccio il mio classico start che faccio nelle 2 contro 2, ovvero mi metto cripta, cimitero, altare per fare l'eroe, cioè faccio la partenza per fare i ragni velocemente. Il mio alleato invece vuole fare subito l'eroe, per cui fa lo starter classico che fanno gli orchi, che non varia molto a seconda delle razze. Evocazione completata. Adesso andiamo avanti un pochettino veloce, le prime fasi dell'incontro. Qui adesso il mio alleato vuole provare una mossa azzardata che, se riesce, diciamo che ti può garantire la vittoria, ovvero cercare di fare subito la seconda espansione qua in fianco al suo campamento principale. Evocazione completata. Solo che i nostri avversari erano bravi, hanno fatto subito scouting, come si dice, e infatti vengono subito a rompere le balle, ovviamente, perché appunto, come dicevo, erano forti. E infatti eccolo qua, questo è il Demon Hunter degli Elfi, che è un eroe molto forte, in genere lo si manda da solo. E qui riesce quasi di riuscire a batterglielo, però qui per culo non riesce a ucciderlo. Infatti vedete, ma come va veloce l'eroe degli elfi. Le nostre truppe sono sotto attacco. Intanto io sto facendo creeping qua, in modo tale da avere subito il mio eroe di livello 2, perché l'eroe non morto necessita di arrivare più in alto possibile con i livelli. Adesso ovviamente arriva giù anche l'umano a rompere le balle alla base qua, perché sanno che se ce la lasciano Le nostre truppe sono sotto attacco. abbiamo buona opportunità di vincere. La città dei nostri fratelli. E io vado subito di livello 2. Qui adesso lui mi dice di arrivare, io intanto arrivo senza usare il teletrasporto per non sprecarlo, perché pensavo che riuscisse a tenere testa questi 2 umanini. Pam. Però gli fa il giro tondo in modo tale da far perdere tempo. La città dei nostri fratelli è sotto attacco. Però forse riusciamo a seccarglielo, vediamo un po'. Pam, morto. Questo è buono, però dobbiamo dire addio alla nostra base, anche se era quasi completata, perché adesso arriva anche l'altro, l'elfo, rinforzando. Questo eroe, come dico sempre, degli elfi è un po' rompicoglioni, perché ti arriva e ti toglie il mana, quindi non mi toglie le possibilità di curare l'unità. Le truppe sono sotto attacco. E qui io mi ritiro perché essendo in 2 contro 1 avrei solamente buttato via delle unità. Adesso il mio alleato butta via un grunt per seccare un archibugio, che secondo me non ne vale la pena, nel senso costa di più e ci vuole più tempo per farlo. Infatti io vado avanti a costruirmi, adesso il mio alleato ci riprova a fare l'espansione. Comunque non l'ha sprecata l'espansione prima, nel senso che quando stai per uccidertela, quando stanno per distruggertela, se tu abbandoni la costruzione recuperi le risorse. Qui cerchiamo di uccidere qualche trova, ma gli elfi sono molto veloci come velocità di movimento. Allora, per non perdere altro tempo adesso cominciamo a fare altri creep, così come sta facendo pure l'umano.
Qui c'è tutta una chiapparella, qua forse riusciamo... no, ho cercato di intrappolare Evocazione la cacciatrice completata. degli elfi ma non ce l'ho fatta, pazienza. Allora qui decidiamo di fare creeping normale. Per tirar su, livellare un po' gli eroi, perché Luceraccia se abbiamo ancora di livello 2 noi. Questo lo mando avanti un pochettino veloce. Adesso il mio alleato mi dice di andare a prendere il creeping nel mezzo, perché è quello che dà... completata. Innanzitutto libera la fontana della salute, che è molto buono come cosa. E secondo ti dà un sacco di punti esperienza. Poi adesso vediamo se riesco a prendermelo io o me lo rubano. No, me l'ha rubato. Mi ha rubato il creeping l'umano. Maledetto. Non mi riesco a salvare il mio ragnetto. Cerchiamo di seccare di nuovo l'arcimago, ma ci arriva davanti l'elfo per farci un po' ostruirci il passaggio. E il problema è che adesso arriva il secondo eroe degli elfi, che è quello che intrappola con le radici. E questo è un po' una rogna. Per cui decidiamo di ritirarci, che è meglio. Anche se comunque si riesce a uccidere qualche truppetta. Qui l'umano per sbaglio tiene fermi due archibugi. Il mio alleato subito se ne approfitta. Il fatto è che il mio alleato non fa tante truppe iniziali, perché vuole puntare più sull'unità della tecnologia 3, dell'ultima tecnologia, Il ritorno del dannato. che sono un pochettino più forti. Anzi, adesso comincia addirittura a fare le Cavaliere del Vento. Questi sono molto buoni. Sono un po' debolini perché hanno poca vita, però hanno un forte Sono attacco. sotto attacco. Intanto andiamo avanti a cercare di creepare per andare a un vantaggio di livello. Intanto vado un mio secondo eroe, che è il Lich. Eroe molto buono di supporto, Ricerca completata. che bisogna stare attenti a non tenerlo mai vicino nella mischia, insomma. Ricerca completata. La città dei nostri fratelli è sotto. Qui lui fa una roba che a me non piace, ovvero mi ha usato il teletrasporto e non me ne sono accorto. Infatti ho teletrasportato la metà dell'unità e non me ne ero neanche accorto di essere già qui, per cui mi devo un attimo riassettare l'idea. Vedi che mi sa che le buschiamo un pochettino. Almeno, perché sono molto più numerosi loro. Riusciamo a seccare un eroe, ma io ho perso una valanga di ragni. Poi il mio alleato fa truppe aeree contro gli umani che avevano unità antiaeree, e anche l'elfo. Infatti non è stata una gran mossa questa del mio alleato. Devo usarmi il TP, il teletrasporto, e ne fare unità aeree contro archibugi e driadi. Abbastanza stupido. Però comunque sta recuperando un pochettino di oro da questa miniera finalmente, dopo il secondo tentativo. Andiamo avanti un pochettino veloce, sti parte qui. Lui mi dà dell'oro perché avendone in eccesso almeno non viene sprecato. Adesso andiamo a fare il creep, quello un po' più cazzuto, in maniera tale da riuscire forse a liberare sti eroi. No, lui c'era già il 3, il mio che è ancora il 2. Anche perché dopo, quando fai due eroi, praticamente l'esperienza si divide. Evocazione completa. Comunque mi si livellano entrambi, per fortuna. Infatti il bello di essere in 2 contro 2 è che almeno riesci ad andare a fare il creep insieme, quelli un po' più difficili. E quindi però ovviamente l'esperienza viene divisa qui tipo per 4. Chiaramente. Adesso che mi dice di andare a fare il creep quello rosso dall'altra parte, sempre per livellarsi gli eroi. Però qui si collegano anche i nostri avversari. E quindi noi decidiamo per adesso di battere in ritirata, perché il mio alleato deve recuperare un po' di unità, insomma. Ne ha ben poche. Qui non so dove va. Penso che volesse o prendere qualche unità qui
nel laboratorio dei Goblin, lì dove si prendono quelli, come si chiamano? Quelli per trasportare le truppe e quelli per fare la legna. Sono delle unità meccaniche che hanno diversi utilizzi, insomma. Io comincio a fare i draghetti e che possono comunque essere utili, e qui adesso loro ci distruggono la seconda espansione del mio alleato. Lui mi dice di non andare, anche se avevo già dato il via, però comunque riesco a ritirarmi in tempo e quindi ritiro tutto, ritiro sia le truppe che quelle che stavano arrivando, le raduno. Intanto con l'Ombertina cerco di andare a vedere cosa combinano i nostri alleati. Ovviamente l'umano cerca di fare la seconda espansione, anche lui, approfittando del fatto che ci hanno appena distrutto la nostra, e qui avviene il primo combattimentone, uno dei primi. E qui c'è un po' di fase di studio. Il mio alleato utilizza le bacchette, quelle che paralizzano, e tiene ferme le unità nemiche. Qui l'elfo le busca un pochettino. Io perdo un ragnetto. Adesso comincia a buscarla anche l'umano. Qui riusciamo un pochettino. Qui adesso muore l'eroe del mio alleato, ma vabbè, fa lo stesso. Qui riusciamo a seccare l'eroe degli elfi, quello principale, e anche l'eroe del secondario degli elfi. E adesso siamo praticamente 2 contro 1 di fatto. Un eroe alleato è stato ucciso. E abbiamo praticamente il mio eroe è salito di botto. È salito al livello 4 e l'altro al livello 3. Io ho perso, ma comunque hanno perso più loro. Loro sono rimasti. Qui l'umano ha avuto culo, Quindi qui sono rimasti. L'umano non ha perso tanto. L'elfo ha perso praticamente tutto, come il mio alleato. Diciamo che la situazione è un po' equivalente. I dannati sono pronti. Qui adesso c'è il mio alleato che con le sue unità di supporto, quelli che mettono le bacchette, va a mettere un po' di bacchette, quelli invisibili che vedono, che comunque sono delle torrettine di osservazione in buona sostanza. Il mio alleato continua a fare Cavalieri del Vento. Si vede che gli piaceranno. Io sinceramente da orco adesso avrei fatto unità da mili. In genere funziona così. L'orco fa unità da corpo a corpo e il non morto fa unità da lancio o comunque volanti. Tutti i volanti rischiamo che se gli altri fanno massa, archibugi e driadi ci fanno il culo a metà. Io sto massando anche draghi perché comunque sono unità molto resistenti e ti aiutano comunque contro le unità da mili avversarie in genere. E l'umano comincia a fare gli elicotterini per contrastare i draghi miei. L'elfo continua a fare massa driadi, che non li, cioè massa solo unità ma non le potenzia. I dannati sono pronti. Evocazione completata. Intanto io sto cercando di fare la seconda espansione pure io, in modo tale da comunque non rimanere a secco, visto che abbiamo visto che l'umano l'ha fatta. Qui adesso stiamo inseguendo un pochettino l'elfo che in 448 ha fatto un sacco di truppe, ma perché comunque essendo più deboli ci mettono meno ad addestrarsi le truppe degli elfi. Quindi cerchiamo di andare a distruggere la base degli umani. Comunque gli distruggiamo tutti i braccianti, insomma. Il mio alleato si è messo a fare i Tauren finalmente, questo è buono. Qui in 3 secondi mi seccano i draghi. Le truppe sono sotto attacco. Perché sono fatti apposta contro antiaerei i girocotteri. Qui andiamo via, ci battiamo in ritirata. Cerco di non farmi seccare truppe, ce la faccio. E vai. Ricerca completata.
E qui il mio alleato giustamente comincia a massare Tauren, che contro Driadi, comunque contro corpo, contro truppe da lancio sono devastanti. Ricerca completata. Io ci ho perso solamente un drago, pazienza. Faccio anche qualche gargoglio per cercare di aiutare contro i girocotteri. Però comunque siamo riusciti a distruggere la base degli umani, questo è l'importante. E ci ho lasciato la mia ombretta per controllare un po' cosa succede. Qui intanto con i suoi... sono molto buoni questi... adesso mi chiede dell'oro lui. Sono molto buoni queste unità di supporto perché sono molto versatili. Mettono, come dicevo prima, le staffette che comunque sono invisibili e che ti tengono controllata la zona. Hanno le staffettine che mettono... lui mi chiede ancora soldi. Ne avrò tipo 400. Poi mettono, perché sto facendo la miniera qua. E comunque dicevo, hanno le bacchettine per paralizzare e c'hanno le bacchettine per curare, quindi praticamente possono avere molti usi. Allora lui adesso sta andando in su a cercare di uccidere di nuovo l'espansione, però nel frattempo i nostri avversari stanno arrivando in base. Quindi vi anticipo che stiamo per assistere al combattimento finale. Adesso si sgamano. Salutiamo il troll che mette le bacchette. Adesso mi dice di stare indietro, di non andare subito. Mi dice praticamente di fare il TP quando lo fa, di fare il teletrasporto quando lo fa lui. E adesso quando vedrete il TP vuol dire che comincerà l'ultimo combattimento, quello proprio più tosto. Ecco, dice TP, no, teletrasportati. Infatti adesso mi teletrasporto anch'io. Poi pensa che non ho capito, me lo continua a ridire, ma... E dopo questo bel combattimentone ci dedichiamo praticamente alla partita. È stato un bel combattimento, l'abbiamo proprio demoliti. Adesso loro ce l'hanno vinta, tanto io avevo la miniera, loro non ce l'avevano, per cui comunque avremmo vinto. È arrivato primo il mio compagno, io sono arrivato per secondo come punteggio globale, li abbiamo proprio sdallati. Però inizialmente stavamo un po' subendo, però dopo ci siamo ripresi completamente. E secondo me è venuto fuori una bella partita. Ditemi cosa ne pensate, siate partecipi, mi raccomando, commentate, votate. Se vi è piaciuto un bel mi piace, non fa mai male. E se no ditemi cosa vi ha fatto schifo di questo video. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Ciao a tutti piadaroli!